Come siete belline tutte e due. Grazie. Questo che radio è? Che Calcia. tu sei una cosa grande per me. Questo è riferito a lei, signor. Ma- Ricambio il complimento. Mamma mia, che onore. È nata un'affinità tra me e la signora. Antonio! Gente di Maro, eccoci qua. Ha portato qui sua moglie. Esatto. È contenta, signora, di passare qui il weekend? Mi tocca, per amore faccio anche questo. E d'altronde è suo marito, ci può stare che la tocchi. Inopportuni come sempre, partiamo a razzo con la terza puntata di Gente di Maro. È arrivato ieri sera il presidente Di Maro. È impossibile, non l'ho visto, è impossibile. Mi chiama sempre quando è. Il presidente non ci abbiamo di prove, ha messo i collaboratori a fare questa situazione. Lui se ne sta bene a casa, si può stare pure un po' di divano, si diverte lui e il figlio Edoardo. E gli altri gli aggiustano la situazione che ha rovinato l'anno scorso. Io vuoi dare un benvenuto? Sì, ci voglio fare un benvenuto, però te Laurea, fai cose buone, Cacciamo i soldi. E sta cacciando i sordi a Saddarice. Benvenuto Presidente, quest'anno si sta comportando veramente in un modo eccezionale. Quindi il motto è passato da Da cacciare i sordi a sta cacciando i soldi, perché effettivamente sta cacciando. Secondo te cosa manca? Il centrocampista. Il centrocampo pure manca qualcuno. Ma centrocampisti per me la bot che cose stanno buone. Conte nella conferenza stampa del pomeriggio ha detto che nonostante la partenza di Zielinski, i centrocampisti attualmente in rosa lo soddisfano e allora ci toccherà memorizzarne facce e nomi. Intanto le faccio vedere le foto dei centrocampisti che sono nella rosa del Napoli. Vediamo se li abbiamo memorizzati. Per esempio questo chi è? Aspetta, ma giocare. Aspetta di lei. Loro uscite in un nome poco particolare. Quello che adesso è arrivato, Floruscio, Focus. Aspetta, filo russo. Filo russo, è di questi tempi però è pericoloso. Volution, chi è questo? Folution, Filo filobus, Floruscio. Comunque questo qua. una cosa del genere. folo Russo. Folo russo, comunque è russo. È russo. È una maniera nata. Il mio pupillo, Michael Foroluscio, fortissimo. Vabbè, ma questo non ce lo pigliamo sicuro. Ma già è nostro, già mi piglia. Ah sì, è buono, è bravo. Ha l'aggressività giusta che serve là in mezzo per me. Questo lo riconosce? Chi sei, buongiorno? No. Come quello della Roma, Spinazzolo. No, questo è del Napoli ed è anche napoletano. Non lo so, non mi viene. Allora Gaetano. Quando mai? Gaetano sta ancora con Napoli. Chi è chi sta? Caiusta. Vabbè, chi sei? Come si chiama? Caius. Madonna, ma che è? Non mi ricordo manco uno. Come si chiama? Giusto. Mi stai pigliando proprio a sprovvisto, non mi ricordo. Secondo lei tra Foloruscio, Gaetano e Caiuste chi è il più pronto a giocare? Gaetano e Floruscio. Floruscio è il primo. Sicuramente Floruscio. Io prendo Giusto. Siamo stati troppo tecnici, torniamo a cazzeggiare. Ma che bell'idillio. Chi dei due ha trascinato qui l'altro? Io. Lui è rumeno. E tifo il Milan. Ma lo sto convertendo comunque, diventerà anche lui napoletano. Intanto gli sto insegnando un po' di napoletano, così, no? Lei ha detto che ti sta insegnando il napoletano, che cosa ha imparato? A a fessa mammut e con le cazze. Solo le cose più auliche gli ha insegnato. Vabbè, ma Quando poi viene a casa mia deve per forza vestirsi del Napoli, non lo faccio entrare a casa. Mangia la parmigiana, mangio casatil. Più ami il cibo, più ami Napoli, più ami il Napoli. ci può stare come sillogismo, mi piace. Va bene, allora fai un saluto. A famok e kitamok. Madonna santa. Ha portato anche un ospite speciale. Questo è uno dei primi tifosi del Napoli. È più tifosi miei. Ah sì? E che fa quando segna il Napoli? Esulta, abbaia. L'anno scorso si è incazzato parecchi, però quest'anno le prospettive sono buone. Facci breve Murz. Breve Murz, esatto. Club Napoli, nuova partenopea. Ale, Napoli, ale. Posso sedermi vicino a lei? Sì, certo, prego. È un onore per me essere alla sua destra. Freddie Mercury. Me lo dicono in E tanti. mi faccia un mamma. Mamma. Il nostro amico Freddie Mercury tocca un argomento molto interessante. Pensavo prima, abbiamo avuto Benitez, Ancelotti, Spalletti, Conte, ci manca solo Guardiola. Che ne È vero, pensi? il Napoli ha sempre avuto dei buoni Ci allenatori. manca solo Guardiola. Tra tutti, secondo lei, chi ha fatto crescere di più il Napoli? Insieme l'ha piantato Mazzarri. Tra tutti gli allenatori che hanno allenato il Napoli, no? Chi è quello che ha fatto crescere di più la società? Il nome è Sarri. Spalletti. Confermi per Sarri. Benitez. Per me Sarri è stato il migliore a Napoli. Sarri. Bella domanda, lo spagnolo.
come si chiama? Benitez. Spalletti. Benitez. Mazzarri. Io sono innamorato di Mazzarri. Per il Pocio, Cavani, Hamsik. Benitez, per quello che ha portato e che ha lasciato. Ci ricordiamo di Callejon, Albiol, Higuain, Koulibaly, gente comunque negli anni, anche quando è andato via lui, ha fatto la storia del Napoli. Spalletti. Rafa Benitez. Mister Spalletti portando lo scudetto alla squadra. Solo che è andato in Italia e ha fatto cilecca. Vabbè, può capitare, succede anche ai migliori, non mi dica che a lei non è mai successo. No, pure a me mi è successo che ho fatto cilecca. Spesso. No, guarda. Ma che cazzo vi stavate vedendo? La purciacca. Purciaccone, questo è un purciaccone. Benitez. Benitez, se guardo indietro. Rafa Benitez. Sarri. Spalletti. Per me Benitez. Spalletti. Spalletti, e credo che quest'anno Conte farà crescere molto la società e la squadra soprattutto. Conte assolutamente, anche se non ha ancora canzone del campionato. Sono sicuro che sia lui. Rafa Benitez per me è l'unico. Io sono stato qua già quando c'era lui. Ora la faccio andare perché vedo che si è scocciato. Sì, Gente di Maro, eccoci qua. Calcio Napoli 24, torna in città. Quello di Alici, chiacchiere in giro. Battute e risate, interviste ai tifosi durante il ritiro. Come ti chiami? Vittoria. Vittoria, vai Vittoria, fammi un urlo Forza Napoli. Forza Napoli. 1, 2, 3. Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Più alta la voce, più alta la voglio sentire. Sempre Forza Napoli. Ma mi si è piaciuto.